Il decreto riaperture è cosa fatta esattamente come la permanenza del Veneto in zona gialla, ma il governatore Luca Zaia auspica che sul provvedimento del governo possano essere fatte delle revisioni per consentire maggiori libertà ai cittadini. La speranza è l'ultima a morire, spero che sia oggetto di un tagliando. Nel mirino della regione soprattutto le restrizioni cui saranno sottoposti i ristoratori del Veneto nelle prossime settimane. La misura dei ristoranti dal punto di vista sanitario dal 1° giugno non ha nessun senso. Non ha nessun senso perché se il pericolo è il virus, è chiuso, lo è a qualsiasi ora del giorno, non si capisce perché dalle 5 alle 18 di sera. A questo punto si evince come il coprifuoco possa avere un'origine legata solamente in parte a un problema sanitario. Abbiamo preso atto che il coprifuoco non è un problema dettato dai sanitari, ci è stato detto che non è una questione politica. Cioè, cosa c'entra? Cioè, non so se l'avete viste anche voi le dichiarazioni. Il coprifuoco è un problema politico, è stato detto da qualcuno, del CTS, da qualche scienziato, no? Io ho letto delle dichiarazioni. Allora, se è un problema politico non è un problema, perché non ha nessun senso chiudere le persone in casa se il problema non è di natura sanitaria. Una delle ricadute più gravi del prolungamento del coprifuoco alle 22 è legata al turismo, già colpito in modo gravissimo dall'emergenza. Andare a fare villeggiatura in una località dove c'è il coprifuoco alle 10 di sera non ci va nessuno.